Quasi 100 anni dopo il Titanic, un'altra nave da crociera di lusso viene coinvolta in un disastro. Sono le ore 20:40 di venerdì 13 gennaio. A bordo, tra passeggeri ed equipaggio, ci sono 4.252 persone, 35 delle quali inglesi. Il comandante informa che si è verificato un guasto all'impianto elettrico. I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema. Vi terremo informati sulla situazione non appena possibile. Grazie dell'attenzione.
Italia.